Margherita La Rocca Ruvola oggi si presenta la sua candidatura, vediamo qui insieme al banchetto dei giovani, che sia di buon auspicio, onorevole. Sì, i giovani devo dire lo sono già stati di buon auspicio, perché il partito è lievitato notevolmente in tutte le parti d'Italia con l'arrivo dei giovani. All'assemblea che abbiamo avuto e al congresso nazionale di gennaio era un dato tangibile vedere tantissimi giovani. Agrigento non è da meno e quindi alle mie spalle i ragazzi che si sono mobilitati ci hanno aiutato non solo per quanto riguarda i nuovi tesseramenti, ma proprio per le adesioni dei giovani che abbiamo avuto. Quindi un grazie a loro per il lavoro che stanno facendo. Grazie ragazzi, grazie mille. Anche lei ha deciso di scendere in campo per queste elezioni importantissime, queste europee. Ma più che deciso, io dico, sono una donna che fa politica da anni, faccio parte di una squadra, la squadra ha chiesto di candidarmi, l'ho fatto volentieri e devo dire lo ha fatto con me la collega Bernadette Grasso, siamo le due deputate all'Assemblea regionale siciliana che in questa tornata elettorale per le europee abbiamo accettato quello che il partito ci ha chiesto. Insomma. Una ragione in più per votare Forza Italia, oltre che lei ovviamente. Ma è una ragione in più, intanto perché Forza Italia sta mostrando a tutti di essere un partito moderato, di essere un partito europeista, ma che affonda le sue radici in quella che è la tradizione cristiana e quella che è la nostra cultura italiana. Portare questo in Europa significa non rinunciare a quelli che sono i nostri valori. Dall'altro lato la cosa importante in questa campagna elettorale, e credo che questo l'elettore lo coglie meglio di chiunque, è la possibilità di votare da chi vogliono essere rappresentati. Spesso sentiamo dire che vengono imposti i nomi dall'alto, spesso sentiamo dire che l'elettore non ha la libertà di espressione. Oggi e quindi l'8 e il 9 l'elettore questa possibilità ce l'ha, gli viene data, ha una matita per dire chi mi può rappresentare in Europa. È ovvio che il partito di Forza Italia ha e va portato con sé un programma importantissimo che riguarda tutti i settori, che va dall'agricoltura alla pesca al turismo passando per l'insularità. Questi sono i temi su cui bisogna lavorare, questi sono i temi che mi stanno particolarmente a cuore, difendere l'insularità e quindi le isole come centro del Mediterraneo, non così tanto per dire, ma nella realtà dei fatti. Pensare a quella che è l'agricoltura e la pesca che sono state mortificate in questi anni e quindi avere capacità in Europa per difendere i nostri agricoltori, per difendere la pesca, per tutelarli ed evitare che ci siano a volte macigni che impediscano di fare reddito. Noi dobbiamo fare in modo che si possa con queste nostre peculiarità fare reddito e poi una serie di altre iniziative che vengono messe in campo. Non ultimo penso anche al discorso legato all'energia. La nostra isola è stata abbondantemente utilizzata per le energie alternative, cosa santa e buona e giusta, ma non può continuare ad essere depredata in questa maniera. Vogliamo mantenere la nostra identità e la nostra bellezza e in questo per questo dobbiamo anche lavorare a livello europeo. Ha avuto un incidente, però l'ospedale l'ha accolta bene. Va bene, sì, un incidente. Siamo stati tamponati dalla nostra stessa macchina di dietro blindata per evitare il nostro tamponamento. Abbiamo avuto una volta che ci ha un po' stonato, abbiamo fatto gli accertamenti e quelli di rito per essere sicuri, li ho superati, adesso ho continuato il mio percorso per essere qui dove ero atteso. Non potevo mancare all'appuntamento di tanti amici di Agrigento che mi aspettavano. Agrigento è una città alla quale sono particolarmente legato, ho tanti amici e non volevo deluderli. Indubbiamente in questi casi la volontà ha superato il malessere. Quindi un sostegno di Forza Italia a Margherita La Rocca Ruvola. Margherita è un nostro punto di riferimento, noi la ringraziamo sia in privato, l'ho ringraziata anche pubblicamente perché è una campagna elettorale che la vedrà impegnata ma che vedrà il partito attorno a lei. È che è un partito che sta avendo tantissime adesioni anche al centro? Sì, è un partito che è di centro, per cui sta aggregando quelle aree più piccole rispetto a Forza Italia attorno a un progetto che io ho già lanciato nell'estate scorsa, quando ho lanciato un appello pubblico ad una grande area moderata che si partisse dal centro dalla stessa Sicilia. Sostanzialmente il patto federativo con l'MPA
del quale sono felice, è l'inizio secondo me di un mio sogno, un progetto che si è realizzato attraverso un'intesa nazionale. L'MPA si è federata con Forza Italia, fa campagna elettorale con noi e determina quella che è la sintesi di tutti quei moderati che vogliono stare uniti. Un rammarico per Cuffaro? Con Totò Cuffaro non c'è un patto federativo, si è fatto con l'MPA. Cuffaro è un uomo del PPE, ha la sua storia, non c'è un patto federativo e quindi lui è libero di fare le sue scelte, naturalmente siamo in una libera democrazia, farà quello che decide di fare. Marcello, una battuta per la stampa, gentilmente, oggi ad Agrigento a questa presentazione di Margherita La Rocca Ruvola alle elezioni europee, con tantissimo consenso come stiamo vedendo dalla gente presente. Beh sì, oggi iniziamo questa campagna elettorale, lo facciamo in un territorio straordinario come Agrigento e presentiamo una delle candidate che contribuiranno a formare la lista di Forza Italia, una candidata di alto profilo con grande spessore non soltanto politico ma anche amministrativo. Questo è il target che abbiamo voluto dare dei nostri candidati al fine di avere soggetti che possano poi interpretare i problemi del territorio e trasferirli anche a Bruxelles. Credo che Forza Italia oggi rappresenti il centro della politica e qui col mondo dei moderati vogliamo accompagnare la Sicilia e l'Italia per contare maggiormente in Europa. Stiamo vedendo diverse adesioni da parte di tanta gente, non solo qui di Agrigento, quindi segno di un partito che cresce al centro. Beh sì, credo che ormai Forza Italia abbia dimostrato di come sia un partito vivo, attrattivo e che sta assolutamente diventando la naturale casa dei moderati. Questo per noi è motivo di grande orgoglio e sulle radici del nostro partito fondato da Berlusconi credo che oggi il partito cresca e stia dimostrando di essere attrattivo e vivo. La candidatura è Margherita, che la conosciamo tutti, ha bisogno di presentazione, si occupa di sociale insieme a suo marito sempre, è stata ed è deputata per 3 anni e sindaco per la seconda volta. Le persone la vogliono bene, speriamo bene e contiamo a tutti voi, pure di lei, che ci vota. Queste adesioni a Forza Italia in questi giorni sono importanti? C'è un entusiasmo, c'è un ritorno a Forza Italia più di prima, c'è l'area di centro, i moderati che stanno entrando tutti in Forza Italia, speriamo bene e facciamo un grande partito pacifico e costruttivo. Ciao Riccardo!